Il ruolo del mister è complicato perché sarebbe bello avere un gruppo di persone sempre lo stesso, che ci si può lavorare partita dopo partita. Purtroppo abbiamo tantissimi infortuni e anche oggi abbiamo dovuto inserire un ragazzo nuovo. E è complicato, è veramente complicato. Comunque quest'anno la squadra secondo me, nonostante le problematiche di oggi, della partita di oggi, può far bene perché ha un gruppo composto da persone sicuramente affiatate che anche fuori dal campo fanno gruppo. Oggi spero che sia una parentesi negativa, ma solo una parentesi, che ci riprendiamo presto. Il nostro obiettivo è quello di entrare tra le 6, quindi playoff. Abbiamo avuto un inizio un po' difficile con 2 sconfitte, poi alcuni incidenti di percorso come il Cotton Club e il Goldbet che ci possono essere, ci siamo un po' rimessi in linea e adesso stiamo di nuovo in difficoltà dopo il pareggio della scorsa settimana e la sconfitta di oggi. Io punto moltissimo sul gruppo, per me il gruppo è importantissimo e sono molto esigente con loro, infatti adesso nei spogliatoi mi arrabbierò abbastanza perché poi con il gruppo queste partite si possono vincere e speriamo che recuperiamo gli infortunati e che comunque riusciamo a entrare nel nostro obiettivo che è quello del playoff. Si può migliorare assolutamente questo aspetto e il problema di questa squadra secondo me è di testa. Forse sono talmente tanto gruppo anche fuori dal campo che probabilmente alla prima difficoltà non abbiamo quella cattiveria, quella grinta che ci serve per poter andare a colmare quel gap nelle problematiche che si presentano durante la partita. Oggi lavoriamo con il possesso palla tra i piedi in modo molto bene e riusciamo anche a finalizzare con Moretti che oggi anche ha fatto 3 gol, d'altronde è un bomber di razza vero, ma poi andiamo a sopperire, non riusciamo a sopperire dietro con la difesa che non riesce ad avere il supporto di tutta la squadra e quindi si creano dei varchi tra le 2 linee, ci imbucano facilmente e poi si vedono i risultati con questo 10-5 che oggi andiamo a prendere.